12 persone sono state arrestate in Liguria dai carabinieri del ROS, smantellata un'associazione per delinquere di stampo mafioso radicata sul territorio e riconducibile all''ndrangheta. Perquisizioni nell'ufficio del consigliere regionale del PDL Lorenzo Saso, di origini calabresi. A tutti è stato contestato il reato associativo. La DDA di Reggio Calabria ha chiesto alla Polizia Scientifica una nuova trascrizione dell'intercettazione ambientale in cui il 13 ottobre del 2005 il boss defunto dell''ndrangheta Domenico Libri parlava del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno e della possibilità che potesse essere ucciso. Omicidio che avvenne in realtà il 16 ottobre successivo. La decisione ha lo scopo di chiarirne definitivamente il contenuto. Il cadavere di un immigrato è stato trovato stamani in una scarpata attigua alla linea ferroviaria tirrenica a Pentimele, frazione di Reggio Calabria. Secondo i primi accertamenti compiuti dalla polizia ferroviaria, potrebbe trattarsi di un incidente. L'uomo, e l'ipotesi degli investigatori, potrebbe essere stato urtato da un vagone in transito mentre camminava lungo la linea ferroviaria ed essere caduto nella scarpata vicina. Pubblico delle grandi occasioni ieri a Cosenza per le finali della seconda tappa del campionato italiano di volley 2011. La coppia Fenili Giumelli si aggiudica la fase eliminatoria calabrese maschile, Campanari-Fanella sul podio del femminile. Prossimo appuntamento a Lecce dall'1 al 3 luglio, finalissima femminile 6 e 7 agosto San Salvo in Abruzzo, mentre la finale maschile si disputerà a Jesolo il 20 e 21 agosto.